Buongiorno, eccoci all'appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Oggi salutiamo il professor Andrea Risalitti, che è professore ordinario di chirurgia all'Università di Udine. Buongiorno, grazie per essere qui e per parlarci di tante cose, anche della sua esperienza a Dubai. Quanto tempo è stato a Dubai? So che abbiamo annunciato appunto la sua partenza, poi aveva partecipato qui alla nostra trasmissione per raccontarci quello che stava accadendo. E adesso possiamo un po' tirare le somme, no? Buongiorno a tutti, grazie Isabella per l'invito, è sempre un piacere stare con voi qui a Telefriuli. In effetti mi avete seguito con grande affetto e amore dal momento della partenza fino adesso che sono ritornato. L'esperienza a Dubai, 3 anni e mezzo trascorsi in una magnifica città, in una località molto interessante, un'esperienza certamente positiva, che come tutte le cose ha una fine e quindi anche questa è finita dopo 3 anni e mezzo. E non ci tornerà più, ha seminato, è un ha bilancio, lasciato... diciamo che è un bilancio, se uno dovesse trarre un bilancio finale, un bilancio positivo, un'esperienza certamente da ricordare, ma come tutte le cose c'è un inizio e c'è una fine. Ora poi il futuro vedremo, non saprei in questo momento. Mai porre limiti. Sì, esattamente. Appunto. Come diceva James Bond, never say never again. Ci affianchiamo, abbracciamo questa... Sì, questa teoria, no? E queste possibilità. E quindi esperienza, lì era stato chiamato, lo ricordiamo, per creare, per mettere in piedi praticamente tutta la struttura per poter eseguire trapianti di fegato. E che poi in mezzo c'è stato il Covid. Di rene. Come? Di rene. Ah, di rene. Sì. E in mezzo poi c'è stato il Covid che ha un attimo bloccato tutto anche là, perché anche lì lockdown, chiusure. È praticamente un ripetersi di quello che è successo anche qui da noi. Per quasi, non un anno intero, ma per quasi un anno le attività ospedaliere sono state ridotte alle emergenze e tutte le attività elettive cancellate. Quindi c'è stato un ritardo, diciamo, nello sviluppo del programma di perlomeno 5, 6, 7 mesi. E poi riprenderlo successivamente è stato abbastanza difficile perché come tutte le cose c'è una lentezza nel far ripartire la struttura, la macchina per poi essere in grado di avere un'operatività diciamo piena. Purtroppo il Covid ha colpito tutto il mondo, sia da noi che lì, e abbiamo avuto le conseguenze di quel momento. Adesso però onestamente mi pare sia una cosa che appartiene al passato perché le attività sia di tipo turistico sia di tipo finanziario che per quanto riguarda noi sanitario sono riprese in piena efficienza. Equipe composta da tante donne? Almeno dalle foto, no, dalle testimonianze. Sì. Peccato non aver utilizzato oggi anche qualche immagine, però magari ci riserviamo, una prossima volta mi ritorna qui in studio e così mi racconta. No? Beh, l'album fotografico è molto ricco. L'album ecco, che non sarebbe appunto male. Quindi dicevamo molte donne nelle sì, certamente. Anche negli Emirati Arabi la facoltà di medicina è popolata da una maggior parte da donne. Donne che vogliono ovviamente abbracciare la carriera della medicina, delle varie specialità, sono ragazze molto volitive, molto preparate. Fondamentalmente possiamo dire che, anche se mi dispiace dirlo, ma nella maggior parte dei casi sono più preparate e più pronte rispetto al corrispettivo maschile. Addirittura. Più motivate sicuramente. Poi le carriere ovviamente. Beh, ma dobbiamo lasciare... anche qua in Italia, spegniamo, anche qua in Italia sono è possibile, è possibile. Noi donne siamo un pochino più motivate rispetto a voi uomini. Adesso prendo gli strali del professor Risalitti. E quindi lei ha lasciato, appunto, battutine a parte, lei ha lasciato un ambiente che dal punto di vista tecnologico è più avanzato rispetto a noi? Su che livello siamo? No, dal punto di vista tecnologico... Che si è portati a pensare che loro siano un po' più avanti? Non necessariamente. Esistono delle strutture ad alto livello tecnologico ed esistono strutture che hanno un livello più basso. Esattamente ciò che accade anche da noi. Esistono ospedali, diciamo, di altissimo livello e rilievo, altri di rete
che sono, diciamo, meno dotati. Per quanto riguarda, diciamo, le attrezzature tecnologiche più moderne, sì, esistono, ci sono, ma nella stessa maniera in cui esistono anche nelle nostre strutture sanitarie, anche a Udine, il robot, Sì. gli ultimi, diciamo, gli ultimi sviluppi della chirurgia, parlando di chirurgia, laparoscopica, e diciamo che l'evoluzione cammina di pari passo. Non potremmo immaginare, diciamo, un territorio poi così economicamente sviluppato come sono gli Emirati Arabi, che viaggia, cammina a un'andatura più lenta rispetto a quanto siamo abituati in Occidente, qui da noi. Ha lasciato un po' il cuore là? Una parte sì, ma è giusto che sia così, come quando ritornando da Ancona ho lasciato una parte del cuore lì, una piccola parte è rimasta lì, ma dobbiamo anche tenere presente che una certa quota serve qua. Ecco, per la sopravvivenza. Per la sopravvivenza. Senta, parliamo invece anche di nuovi interventi, nuove frontiere, anche per quanto riguarda i trapianti. Quindi lei sempre avanti, sempre all'avanguardia, portando esperienza, raccolta anche, no, guardando sì, nel mondo. Come già ho avuto modo di dire, diciamo, abbiamo lasciato a Udine una struttura in evoluzione, sì, che si è evoluta in questi 2 o 3 anni, non è rimasta ferma, e le persone che hanno... Nonostante il Covid. Esatto, che ci lavorano e che hanno dato il loro contributo molto importante, sono maturate, sono cresciute e sono diventate, diciamo, autonome e indipendenti, quindi c'è stata una crescita anche professionale. Quindi è un bellissimo gruppo che merita di essere ricordato e apprezzato per quello che ha fatto e soprattutto per la volontà, l'impegno che ha messo per progredire. Quindi non dobbiamo pensare che ci sia soltanto one man show, cioè una struttura legata a una persona sola, ma è un gruppo che lavora. E questo gruppo, posso dire, in questo momento può lavorare, può navigare anche senza di me. Comunque è determinante, no? Avere un gruppo, avere un team che lavori La cosa principale è saper no? creare una squadra. Come sempre le squadre sono formate da 11 giocatori e da qualche riserva. Le squadre formate da meno persone non vincono. Senta, dicevamo nuove frontiere appunto dei trapianti. Beh, abbiamo avuto modo già diciamo, di fare dei comunicati in base alle ultime diciamo, cose che abbiamo fatto nelle settimane e nei giorni scorsi, cioè l'utilizzo per la prima volta qua nel nostro centro trapianti in Friuli di una nuova tecnologia, una nuova macchina che consente la conservazione del fegato per tempi più lunghi. Come noi sappiamo, la vitalità biologica di un organo è strettamente legata a un criterio temporale. Quindi sappiamo che il cuore, ad esempio, può essere trapiantato soltanto nel giro di pochissime ore, il rene, invece, per contrappasso, può essere conservato fino oltre le 24 ore e ancora di più, mentre invece il fegato si associa più come tempi di conservazione al rene, al cuore, diciamo, e la trapiantabilità non dovrebbe mai superare all'incirca le 10 ore da quando è stato prelevato. E qui nascono i 2 criteri nuovi di conservazione, quello standard che prevede tuttora la conservazione ovviamente a freddo, con la perfrigerazione dell'organo e il mantenimento dell'organo ovviamente in una temperatura che può variare dai 3-4 gradi centigradi, con l'utilizzo del ghiaccio, quindi una tecnica, diciamo, ormai antica, ma che tuttora viene seguita. Ecco, il punto diciamo, nuovo è quello della creazione di queste macchine, quindi siamo passati da una conservazione statica a una conservazione che viene chiamata dinamica, ossia delle pompe a perfusione continua che infondono nell'organo continuamente le soluzioni preposte per la conservazione, mantenendo l'organo stesso a una temperatura costante. E soprattutto un'altra cosa che prima non era possibile, si aggiunge l'ossigenazione, ossia c'è un ossigenatore che mantiene ossigenato l'organo, quindi la sua vitalità
ne diviene privilegiata e viene mantenuta. E questo ci ha consentito nella nostra prima esperienza di tenere l'organo conservato per oltre 12 ore, un termine piuttosto lungo, visto che abbiamo avuto delle difficoltà di ordine logistico. Si trattava di un organo proveniente da un ospedale molto distante, abbiamo dovuto aspettare delle biopsie e quindi delle risposte istologiche per la conferma dell'idoneità dell'organo. Intanto il tempo passava e in questi casi ovviamente ne soffre l'organo conservato nella maniera, diciamo, classica, cioè soltanto con la perfrigerazione. Invece con questo nuovo sistema, che peraltro era già in studio da qualche anno, siamo stati in grado di poter sforare i tempi tecnici e di trapiantare un organo biologicamente perfetto. Diciamo quasi. Beh, posso immaginarmi lo stato d'animo, no? Anche per quanto riguarda l'attesa. In effetti la macchina fa tutto. La macchina fa tutto. In effetti la macchina fa tutto, noi facciamo poco. Ci sono dei dati che vengono rilevati durante il periodo di conservazione, è tutto automatico, si rilevano dei dati, degli esami, delle prove che sono tutte scaricabili, quindi abbiamo poi le prove di come questo organo viene mantenuto nelle condizioni migliori, ecco. Professore, siamo giunti già al termine, i 12 minuti volano. Qui il tempo vola sempre effettivamente, bisognerebbe allungare i tempi. A Friuli il tempo vola. Bene, spero di averla quanto prima ancora. Con le fotografie. Con le sì, certo. Indispensabili, le fotografie. Grazie per essere stato con noi e grazie ai nostri amici telespettatori. E noi con la rubrica Family, Salute e Benessere ci vediamo martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.